Nell'ambito delle attività del programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, oggi nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello è stato presentato Le colonne portanti della nostra identità e il dominio dell'algoritmo, un progetto innovativo ideato e promosso dal Liceo Scientifico Leonardo dalla Fondazione Agrigento 2025, inserito nel programma ufficiale di Agrigento Capitale della Cultura, progetto Fuoco. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di creare un ponte tra la scienza, l'arte e cultura, dando vita a un percorso di scoperta e riflessione che tramite la programmazione di conferenze, laboratori, spettacoli e mostre sia accessibile a tutti. Allora, oggi presentiamo il progetto che il Leonardo ha inserito nel dossier di candidatura di Agrigento Capitale della Cultura, un progetto che ha alla base l'obiettivo di divulgare la conoscenza scientifica per renderla accessibile e coinvolgente per tutta la comunità. Del resto questo è come dire, è la mission del nostro liceo e la mission di un liceo scientifico, quello di promuovere il valore della cultura scientifica. Promuoverlo perché? Perché indubbiamente dalla cultura scientifica nasce la consapevolezza da parte dell'uomo del rapporto con sé, con il proprio corpo e con la natura. Da questa consapevolezza nasce la curiosità per chiaramente tutto quello che è lo sguardo verso l'altro con una mentalità aperta e un pensiero critico che sono propri di coloro i quali affrontano e comunque si formano con gli studi scientifici. Detto questo, è chiaro che per questo motivo il liceo scientifico è rientrato tra i progetti che fanno riferimento all'elemento fuoco, perché il fuoco è la metafora di una comunità che lavora, è la metafora di una comunità che si rinnova, una comunità soprattutto fatta di persone. E l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere con questo progetto è proprio quello di avvicinare la scienza alla persona, la persona però intesa con la P maiuscola, cioè la persona che vive il territorio e che comunque ne guida le scelte. Noi abbiamo un grande compito come scuola, che è quello di formare le nuove generazioni, e quindi è chiaro che i nostri ragazzi oggi non solo sono protagonisti del territorio, ma probabilmente lo saranno, e noi auspichiamo che lo siano di più in futuro, per guidarne le scelte, per affrontare quelle sfide che possono apportare al territorio cambiamento e sviluppo. Ciao Bergoni, come valuta questa iniziativa del Liceo Leonardo di Agrigento inserita nel nuovo Agrigento 2025? Questo è uno dei progetti che abbiamo inserito sin dall'inizio nel dossier di candidatura. La collaborazione con la scuola è stata fantastica sin dall'inizio e sono molto contento, non soltanto perché è un progetto che ovviamente coinvolge attivamente gli studenti, ma perché mette insieme l'analisi e le riflessioni di natura scientifica con personalità di altissimo livello nazionale e internazionale, insieme alla dimensione della costruzione di un nuovo umanesimo, come le tecnologie possono consentire delle trasformazioni, in questo caso la trasformazione digitale, intelligenza artificiale, eccetera, per costruire una dimensione di relazione tra gli esseri umani diversa. Questo era il tema centrale del progetto e su questo sta lavorando la scuola. Ottimo. Sì, oggi siamo qua nel foyer Pippo Montalbano del Teatro Pirandello per la presentazione di uno dei 44 progetti che sono inseriti nel dossier. Uno di questi proprio è un progetto ambizioso portato avanti proprio dal Liceo Scientifico Leonardo. Si parlerà anche di interviste impossibili, ma è anche la settimana delle scienze. I ragazzi sono qui riuniti e ringrazio anche la dirigente, la dottoressa Patrizia Pilato, c'è anche il direttore del dossier. Penso che un'iniziativa di queste è una delle tante iniziative che poi daranno vita a un intero 2025 ricco di cultura e altre attività culturali.